Serena, ma secondo lei l'amore vero esiste? Mi meraviglio che sia proprio lei a chiedermelo. Mi pare che tra lei e il suo fidanzato le cose vadano a gonfie vele. Sta sempre lì a baciarsi, a stringersi, a coccolarsi, ad accarezzarsi, a volersi e a tubare come due piccioncini. Todesco, venga con me nella stanza del riposo, subito. Questo sì che amore! Ma quale permanente? Addirittura? Ma poi dove li prendi i capelli per fare la permanente? Robbe, ma sei pazzo? Ah, no, poi non mi piacciono, fanno troppo anni 80, per carità. Ah, si portano una vuota. Vabbè, come vuoi tu, non mi interessa quello che vuoi, ma gli anni 80 non mi piacciono, sono demodé e poi io sono ancora giovane, Robè, questa è la verità, devo ancora acchiappare. Platinette? E chi ci azzecca Platinette? Vuoi mettere a me a Platinette, né Roberto? E fagliela a lei la permanente, a Platinette! Così pazza. Fa permanente a parrucca e Platinette, sai che sfogo? Che scemo. No, devo cambiare parrucchiere, per carità. Uè, sì, sei tu? Sì, sono io. Tu sai niente? Roberto, o coiffeur, mi volevo fare permanente. Che gli potevo dire? Ci ha schiattato il telefono in faccia. No. Questo direttore sanitario non ti sopporto proprio più. Ha ragione la signora Elvia, se ne deve andare. Ma che è successo, dottor Micillo? Ma che è sta cosa? Non lo so, ma raccontate. Niente, dice che devo levare il mobile bar dalla sala operatoria, che è contro la legge. Ma quale legge? E sarà con legge sua del nord, va trova. Oh, questo si deve adeguare, dottor Micillo. Sta al sud e si deve adeguare alle leggi del sud. Bravo, si deve adeguare. Allora, mo, leviamo i mobili bar dalle sale operatorie, lo ammi i flipper e sale portuaria e finisce pure che un po' di divertimento che uno c'ha in ospedale. Io dallo. Buongiorno, signora Elvira. Non è buongiorno per nessuno. No, è che io cercavo proprio lei. E io no. Roberto, chi dai a te fa permanente a mia figlia l'EDD? Mi pare un barboncino africano. E vuoi sapere che faccio? Mo te lo dico subito che faccio. Che faccio? Schiattateci il telefono in faccia. Te schiatto il telefono in faccia. Ma che ci fa questo oggetto non identificato sul mio bancariello? Non lo so, io già l'ho trovato qua, pensavo fosse vostro. Ma sarà un omaggio di qualche ammiratore? Micillo, non ci servono gli ammiratori, ci servono i contribuenti. E che è? Cosa c'è? Non ci fate stare sulle spine. Ma non avete niente da fare oggi? No. E toglietevi di dosso che mi opprimete. Signor Elvi, come parlate bene stamattina? Mi succede quando sto nervoso. E che altro vi succede quando state nervosi? Botto mazzata cicata, amici. E perdiamo tempo. Che cosa c'è in questo... Che cos'è questo? Una cufonatura. Cufonatura. È tornato al suo linguaggio originale. È passato un nervosismo. Ma insomma, cosa c'è nella grolla? Dove? Ah? Una cufonatura. Ah, monnezza. Come se non bastasse quello che teniamo già. Sì, ma che genere di monnezza? Ma che ne so, amici, la monnezza è monnezza, guardate voi. Aspettate. Dunque, si tratta di un materiale grigiastro, composto da microparticelle, direi del diametro oscillante tra gli 0,25 e i 250 micron. E cioè? Povera. Ah, ma siete pesante, dottor Micillo. E chi stia Antonio? Metta la monnezza che dinte, lo tenga a mezzo servizio, ma c'ha già basso stipendio. Ma chi è Antonio? Quello a cui avete subappaltato le pulizie che invece avreste dovuto fare voi?
Facci, ma ti mi manifesta? Sì, è lui. Sentite, quando uscirà di stipendio? No, perché sto cercando un secondo lavoro. Un anestesista che come secondo lavoro fa le pulizie non l'ho mai sentito. Capisci, sta la crisi. Il dottor Micillo in sala operatoria 2, il dottor Micillo in sala operatoria 2. Hanno scoperto una volta che c'è sta variale con il vostro via in sala operatoria. Ma chi variale? L'ortodontista? Al vostro posto? Eh. Ma si può fare? Non capisci? Io ho fatto un corso accelerato di anestesia. Permettete? Ma non ci vuole la laurea? Ah, con un piccolo contributo avremo un altro laureato. Ma da voi tutte le lauree si possono prendere? Tutti, Geppi. Anche in lingua swahili? Mi è sempre piaciuto, signor Elfi. Quanto sei gaio. Comunque, secondo me, la munnezza è munnezza. Eppure li ho comprati adesso. Sposito come oculista è proprio una schifezza. Ah, ci vedete bene, ho tolto la M per non dare nell'occhio al gargiulo. Ma meno male. Ma perché pensate che così non si capisce? Pure se si capisce, non hanno le prove, non mi possono incriminare. E che ci potrebbe essere iscritto? Che ne saccio, cazzette. Cazzette. Con due zeti, boh. Vicino borca a lui. Piuttosto, come sto con gli occhiali nuovi? Benissimo. Li ho appena comprati, così finalmente posso andare a leggere i miei turni senza bisogno dell'accompagnamento. Ecco qua. E che è successo qua? C'è venuta una moria di avvisi. C'è la ristrutturazione della bacheca. E perché? Perché l'ho deciso io, perché? Che sfortuna, ma mi lei scamazzo zero! Attenzione, il dottor Gargiulo ha detto che vi fate altri 15 giorni a casa se non state calma. Altri 15 giorni, no. Vabbè, non ti preoccupare, vi scamazzo più tardi, più tardi, non se n'è andato Gargiulo. Però si vede bene, sposito non è proprio una chiave come oculista. Ecco qua. Che succede? Dov'è la signora Elvira? Dottoressa, che ci fa là? È una settimana enigmistica, ma no, che soddisfazione, tutto Bartezzacchi da figlio io da sola, senza l'aiuto. Vabbè, sono calma però, dottore. Non mi sembra. Le ripeto, che ci fa seduto al bancariello? Quanto è carino! Adesso lo chiama anche lui bancariello. Ma lei non ha niente da fare? Dipende. Che ora è? Le 11. Ho un'oretta ancora libera, ma dalle 12 alle 13 sono in radiologia, dalle 13 alle 14 in otorinolaringoiatria, dalle 14 alle 15 sono in pausa. L'attendo nella stanza del riposo? Non ci conti. Todisco? Tocca nuovamente a lei. Mi raccomando, puntuale. Cos'è questo? Siamo impazziti. Perché? Come perché? Un contenitore in bella mostra con su scritto mazzette. Dottor, mi meraviglio di voi, sta pure corretto con la penna rossa, sta scritto cazzette. Cazzette? Ma vuole prendermi in giro? Da lei non me lo sarei mai aspettato, non la riconosco più. Saranno gli occhiali nuovi? Vuole farsi altri 15 giorni a casa? E perché sto così calma? Io invece no. Sto avendo un crollo nervoso. E compratevi un paio di occhiali nuovi. Ma che c'entrano gli occhiali? A me hanno cambiato la vita. Dite alla signora Elvira che se cerca questo, sa dove Sì. trovarlo. Vabbè. Là. Oh. Ma che sai? Tu non capisci niente. Ma chi l'ha scritto questo avviso? Oh. L'ho scritto io. Ma sei sicura di averla lasciata qua? Anche io dopo i festini mi sbaglio sempre. È l'effetto collaterale. Sì, ma io proprio per venire al tuo festino e non portarmi l'urna delle ceneri di nonna Claudia appresso, che l'ho lasciata nel mobiletto, ma questa mattina era aperto e l'urna era sparita! Stai dicendo troppe cose tutte assieme. Mi si è interrotto il download.
Geppino! Geppi, prego! Sì, vabbè, per caso ha visto un'urna con delle ceneri dentro? Urna tipo cofonatura? Sì! Ceneri tipo polvere? Sì, vabbè, però poi non fa parlare 3 ore e poi mi dice Nanna l'ho vista. Wow, troppo un classico, mi fa troppo ridere questo fatto. Sì, purtroppo l'ho vista e... non c'è più, se la sono rubata! Ancora! Hanno rubato il nostro vecchio. Ma che dici? Sì, ma la polvere sta ancora qua. Si vede che Antonio non è passato ancora. La mia povera nonna Claudia, mia madre mi ammazzerà! Andiamo! A lei l'ammazzerà la mamma. A me ci pensa la signora Elvira. Ho capito che il coso non ci sta più, ma dentro c'erano dei soldi? Non lo so, ma non è questa la cosa importante. No, Geppi, questa è l'unica cosa importante. Ma allora non volete capire, non capite quello che mi ha detto la dottoressa De Stefano, la nipote della defunta. Oh, sì, ho capito, che abbiamo scoperchiato la vecchia. E l'ho detto con questa leggerezza? E beh? La specializzante mi ha detto che la famiglia crede che se l'urna viene scoperchiata prima del tempo, l'anima della morta resta nel luogo dove è avvenuto lo scoperchiamento. E allora vedi nel cestino della monnezza che ho scoperchiato là. Fai una cosa, chiama, dice vecchia, vecchia, vedi se ti risponde. E non lo posso fare perché il cestino se l'è portato la dottoressa De Stefano per trovare la nonna. Ah, se non faceva. Certo. Che c'è? Geppino, vieni qua. La polvere, a cenere della vecchia. Guarda un po' di polvere. Ma voi che dite? Proprio scemo. Perciò non lo trovavo più. Geppino, bisogna avere paura dei vivi, no dei morti. Signore B, mi tengo paura di tutte e due. Ah, sei un vigliacca, sì. Sì, l'ammetto, va bene. Avete visto, è mancata la corrente. Chi è stata? Che è stata vecchia che ha fatto scattare il contatore. Ma poi dico io, in un ospedale normale ci dovrebbero essere le luci d'emergenza. A parte il fatto che questo non è un ospedale normale. E poi noi, anche se stiamo qua sotto, non siamo un reparto di emergenza. Quindi abbiamo le luci dei reparti di emergenza che non sono che di emergenza, è chiaro? Un libro stracciato. Fammi annanzi. Signore Elvira, dove andate? Lasciami stare, lascia sto braccio che mi fai male quando mai si sta dommo tu. E la paura, signore Elvira, mi fa diventare uomo. Una volta, lasciami un braccio da dritta. Signore Elvira, ma io il braccio ve l'ho lasciato già. Io braccio da vecchia. Vecchia! Io sono nel pieno della vita. Mi è mancata la corrente, proprio mo come ci ha cattato il lente, no! No, dottoressa Viso, non è mancata la corrente. È il compleanno di Geppi, ma arrivo pure la torta che cantalina e cantiamo tanti auguri a te. Sentite a me, questa è la vecchia che ci vuole tutti morti. La vecchia, ma quale vecchia? È un fatto che abbiamo già raccontato prima, proprio di cima. Aiuto! Aiutatemi! Ma poi c'è la vecchia. A me pare non. Sarà qualche gay amico suo. No, trans. Ma quando mai si sono sentiti fantasmi trans? Che i trans muoiono? Sì, muoiono. Però prima di morire si pentono e si ritrasformano. Ma che rea, fammi le Cenerentola! A zucche che si trasforma in carrozzi, su ricilli in cavallo! Ma per cortesia siamo seri! Non so la faccia. E poi di cosa dovrebbe pentirsi un trans? Ma che stiamo in coppa palchetto gay pride? Ma lo stiamo? Lasciamo perdere. Comunque, sentite, io tengo paura, vabbè? Aiuto! Non so voi, ma io mi fingo morto. Aiuto! Non ce la faccio più! Ma io questa voce la conosco. Fingetevi morte, statemi a sentire. State zitto tu, inutilità. Aspetta, voce. Elvira, datemi la mano. È fondamentale per la buona riuscita della seduta spiritica. Ma quale seduta spiritica? Ah no, non vuole fare una seduta spiritica, ma che ha detto? Voce, io pensavo che volesse dire... Vabbè, non penso più, rifletto. Mamma mia, dottoressa, vi sono quando parlate mi state zallanenna. Che ci posso fare? Da quando ho fatto il corso per il contenimento della rabbia, sono guarita dalla rabbia, ma si sono manifestati una serie di effetti collaterali, ma sono pure logorroica. Dottore, è stato inguaiato? Sì. Ma chi è? Chi è? Avete visto Todisco? Usa i miei stessi metodi, la tattica dell'opossum. Si finge morto per sfuggire al predatore. Ma non dovevate sfuggire a una vecchia? Sì. Io volessi sapere, ma com'è possibile? In questo ospedale si perde tutto, non si capisce niente. È veramente un morire. Guardate, dottoressa Visone, voi mi state facendo rimpiangere la vicinanza ai Geppi, mi state facendo l'esaurimento nervoso. Elvira, ma io le avevo appena comprati gli occhiali, non so come sono scomparsi. Quella è stata la vecchia. Mamma mia, a livello di scimità
Tu e Avi sono stata al ballottaggio. Mamma mia! La vecchia si è impossessata del corpo della signora Elvira, ha detto ballottaggio, esci immediatamente dal corpo della signora Elvira! Cretino! L'ho imparato alle ultime elezioni di mio figlio, si è candidato sindaco, Giorgio Michael. E non può essere un nome di un sindaco italiano. George Michael è il nome di cantante. E perché un cantante non può fare sindaco, secondo voi? Che ne so, se si candidava Gigi D'Alessio a Napoli, non vinceva Gigi D'Alessio? Gigi Vinceva, pure essendo un D'Alessio, cantante. ma quando questa Gigi D'Alessio non può toccare. Dottor Micillo, ma non sentite una strana presenza? La tengo proprio sopra le spalle. Ma si riferisce a me? Che è strano, ci stai solo tu, quindi si riferisce a te. E alla vecchia anche. È la vecchia. Ma chi quella che è scappata dall'urna profanata? Avete visto? Lo sa pure lui! Quanti storie che ci vanno, un po' graglie, un paletto di frassino conficcato nel cuore e stiamo a posto. Ma che è un vampiro? A proposito dei vampiri, dunque, fatemi una cortesia. Ma è venuto un po' sangue o ma paura? Per tutte e due. Di che schifezza l'infermiere? E non mi ricordo chi è che soplasto, fatemi voi la cortesia. Ah, beh, come al solito me lo tengo io. Se c'è qualcuno che lo vuole, mo chieda a me. Venite un momento a casa, è qui. Ma vedete anche voi quello che vedo io? Dottor Micillo. Ah, vecchia! Che bella, pare proprio un fantasma. Permettete, vado a svedere sopra la poltrona. È più comodo. Geppino, ma che cos'è questo disordine sulla bacheca? Dov'è la signora Elvira? La signora Elvira è al pronto soccorso, E allora qual è la novità? che questa volta è andato come paziente. È andata a finire con la capa per terra. Mamma mia, è grave. Sfortunatamente no. Non ti preoccupare, prima o poi i nostri corpi saranno indissolubilmente uniti. E chi cura il bancarillo senza la signora Elvira? Ci penso io. Ma c'è sta questa presenza maligna nell'ospedale. Ma se le ceneri le ho recuperate io dal cestino, com'è possibile che si siano impossessate del corpo di Elvira? No, Elvira, vi volevo dire il fatto dell'urna. Ma perché se ne furono tutti quanti e mi rimangono sulla me? Serena! Ma cos'è? Un attacco ormonale collettivo? Mamma mia! Ho parlato come la signora Elvira, allora la vecchia si è possessata pure di me! Sì, lo so, ma io non ho mai sentito parlare di salumieri esorcisti. Giovanni, c'è crisi. Ricordo una volta era l'estate del 2004. Non fatendi, cabra. Dovetti fare un intervento d'urgenza mentre facevo una marena cicola e ricotta. Con chi Luca avrei cicola e ricotta? Quando piace.